Un'immensa distesa di faggi e abeti che circondano un vasto altopiano. Appare così dall'alto la foresta del Cansiglio. È proprio qui, nella penombra del bosco, che ripercorriamo le tracce di un'antica popolazione germanica. La storia dei Cimbri inizia dopo la caduta dell'Impero Romano, quando questo popolo originario della Baviera si stabilisce nelle zone pedemontane e montane del Veneto, sull'altipiano di Asiago e in Lessinia. La loro lingua è simile al tedesco e la loro abilità nel taglio e la lavorazione del legno non ha eguali. Zimbarar significa proprio boscaiolo, da lì infatti la radice del loro nome. Ma i Cimbri quando si stabiliscono in Cansiglio? Come si chiamano e dove si trovano i loro villaggi? Per scoprirlo facciamo visita al Museo dell'Uomo in Cansiglio, che si trova a Tambre, in località Piano Osteria. Fra le sale di questo museo interattivo si ripercorre la storia antropica del Cansiglio partendo dal Paleolitico. I Cimbri arrivano solo alla fine del Settecento, dopo la caduta della Repubblica Veneta, sotto la quale questo popolo godeva di grande autonomia e della possibilità di usufruire liberamente del legname che serviva alla loro fiorente attività artigianale. È così che da Roana, sull'altopiano di Asiago, i Cimbri migrano in Cansiglio, la foresta d'aremi della Serenissima, ricchissima di faggi, perfetti per la lavorazione dei cosiddetti scatoli, ovvero piccoli contenitori e fasce per contenere il formaggio. Sono 4 le principali famiglie cimbre del Cansiglio: i Gandin, gli Slaviero, i Bonato e gli Azzalini. Io sono uno degli ultimi, in pratica, nato qui nella foresta del Cansiglio, no? Nato un po' così perché senza luce, senza acqua, alle 11:30 di sera è stata dura perché quando ero nato la lavatrice ha detto questo qui non so se tira la mattina. La mia famiglia si è stabilita in Cansiglio a fine del 1700 e con i primi casoni naturalmente a Piancanaie e dopo da lì sono spostati verso le strade piccole, le strade moderne che hanno fatto, i villaggi sono spostati dalla foresta verso le strade, così quei villaggi che sono nuovi adesso, e hanno vissuto sempre una vita qui in mezzo al bosco, lavorando il legname, lavorando il legno, facendo scatoli, brente, tutte quelle robe che serve per tirare avanti la vita, però avevano creato un benessere qua per la comunità anche di Tambre, perché tanti dei paesi di Tambre, per esempio, andavano a levare i Cimbri e avevano fatto come aziende insieme, così hanno collaborato e dopo si sono inseriti anche nella società di Tambre e dei paesi di esperti, di Bros, perché prima erano un po' sempre resti andare fuori nei paesi, no? Poi hanno cominciato a sposarsi con le donne dei paesi ai limiti del bosco e dopo in pratica hanno fatto famiglia, figli e insomma tanti figli e i Cimbri sono tanti qui nella foresta. Nella seconda guerra mondiale abbiamo avuto la disgrazia che purtroppo i tedeschi ci hanno incendiato tutti i villaggi e dopo la guerra hanno dovuto andare via quasi tutti i Cimbri perché non avevano neanche più le case. Poi li hanno ricostruiti, però quelli tenaci sono ritornati nei vecchi villaggi, hanno ricostruito e si sono portate le famiglie, sono andati avanti, compreso il mio nonno naturalmente, e ancora sono lì in questi villaggi ricostruiti in una maniera più moderna, non più nei vecchi quei casoni che c'erano una volta, no? Da inizio Ottocento sorgono i primi agglomerati abitativi dei Cimbri, fra questi Vallorc, Le Rotte e Canaie Vecchio. L'area museale di Canaie Vecchio mostra com'era un vero villaggio cimbro. Le case, su un basamento in pietra che le proteggeva dalle grandi nevicate, erano minuscole, con un piccolo focolare centrale, un magazzino e un modesto tavolino, attorno al quale si riunivano anche 7 o 8 persone. La vita era molto semplice e si svolgeva fra la casa, l'orto, dove si coltivavano patate rosse e cavoli, e la huta, un laboratorio dedicato alla produzione artigianale. Oggi la comunità cimbra del Cansiglio è viva e attiva e rappresentata da un'associazione sorta negli anni '80.
Villaggi nuovi, come quello di Piancanaie, hanno sostituito quelli antichi, ormai abbandonati o ricostruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale. È il caso delle Rotte o del villaggio di Vallorc, ricostruito nel rispetto dell'architettura tradizionale cimbra. Attualmente le comunità cimbre sono presenti oltre che in Cansiglio, sull'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, nei 13 comuni della Lessinia, nell'Alto Veronese, e a Luserna, sull'altopiano del Vezzena, in provincia di Trento. I cimbri sono riconosciuti come minoranza etnica linguistica storica, testimoni di una pagina di storia da ricordare e da tenere viva, per far sì che i saperi e le tradizioni del popolo cimbro vengano consegnati alle nuove generazioni.